Buonasera e bentornati a Missione Mondo. Questa sera continuiamo a parlare della Siria. Nella scorsa puntata abbiamo ascoltato la testimonianza di padre Ibrahim al-Sabag, parroco di Aleppo, che è stato in visita nei mesi scorsi nella nostra diocesi. Oggi vi proponiamo un documentario realizzato da TV2000 attraverso il reportage dell'inviato Massimiliano Cochi, un reportage dal titolo Aleppo, le macerie, la speranza. Una città che sta cercando di riprendersi la propria esistenza. E allora attraverso le immagini di TV2000, ma anche attraverso il racconto dei sopravvissuti, le testimonianze raccolte dall'inviato, possiamo tornare su questo luogo ancora pieno di violenza, ma capace di andare avanti, capace di guardare al futuro. Gli abitanti stanno tornando ad Aleppo e questo grazie anche alla chiesa locale che ha aiutato oltre 500 famiglie a ricostruire le proprie case e oltre 200 padri di famiglia a riattivare le proprie attività. Allora vi lascio alla visione del documentario con Missione Mondo, ci ritroviamo mercoledì prossimo. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Terrorists came to spread the freedom, democracy. Dicevano che volevano portare la libertà, la democrazia, chiamala come vuoi. La libertà è passata di qua, questa è la libertà. C'è stato un tempo in cui Aleppo era chiamata la piazza del mondo per la sua anima multiculturale e cosmopolita, per il suo essere ponte tra Oriente e Occidente, una città con architetture maestose e una cultura profonda, e l'UNESCO nel 1986 aveva dichiarato le strade e i vicoli della città vecchia patrimonio dell'umanità. Di quella città oggi resta poco. Ad Aleppo infatti la guerra ha distrutto moschee risalenti al Medioevo, il mercato coperto che esisteva da almeno 13 secoli, la città vecchia, interi quartieri e tutti i simboli della tolleranza religiosa che da sempre aveva caratterizzato la città. Piazza Jdeide era l'antico insediamento cristiano vicino alla Bab al-Fara, la porta della gioia. Negli ultimi anni era diventata quella che noi avremmo chiamato la piazza della Movida, anche se Horghi ci spiega che era molto di più, che Piazza Jdeide era l'anima stessa di Aleppo. Coffee shop, negozi di antichità o di souvenir. Qui era sempre pieno di ragazzi, ci venivamo da tutta la città. E c'erano moltissimi turisti, europei, americani, ultimamente pure cinesi. Qui cominciavi con un caffè o un cocktail la sera e finivi la mattina dopo con la colazione. È triste vedere questa piazza così. Era un posto così bello dove eravamo in pace, non c'erano separazioni, eravamo tutti insieme. Poi sono arrivati i terroristi. Il 30 aprile del 2015, quando è cominciata l'offensiva dei gruppi armati contro l'esercito regolare nel centro della città, Piazza Jdeide è stata rasa al suolo in pochi secondi, come mostrano queste drammatiche immagini.
La signora Rubina è l'ultima discendente della famiglia Mazlumian, proprietaria dell'Hotel Baron, uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia della città. Ci racconta che fu costruito nel 1911, quando fu inaugurata la linea ferroviaria Londra-Baghdad, e che da qui sono passati capi di Stato e di governo, re e regine, scrittori e archeologi. Ci guida nell'albergo, dove ormai non dorme più nessuno. C'è un'aria decadente, ma odore di pulito. La suite 213 è quella presidenziale. Qui hanno dormito il maresciallo Montgomery, il re Gustavo di Svezia e Charles de Gaulle. Nella stanza 203 invece Agatha Christie scrisse Assassinio sull'Orient Express, mentre nella 202 alloggiava Lawrence d'Arabia, che da qui partiva per le sue missioni a metà tra archeologia e spionaggio. Nella sala lettura del piano terra c'è ancora il conto di uno dei suoi soggiorni. Quel conto lo ha pagato regolarmente, al contrario di quello che da anni andate scrivendo voi giornalisti. Nel registro degli ospiti si leggono i nomi di Kemal Atatürk, il fondatore della Turchia moderna, re Faisal I, e poi il presidente egiziano Nasser, il dittatore romeno Nicolae Ceausescu e il maresciallo Tito. Tra i tanti passò di qui anche Pierpaolo Pasolini. Oggi l'hotel è così, deserto, buio, sfregiato da un paio di granate che avevano fatto crollare lo scaffale in legno dietro al bancone del bar e mandato in frantumi tutti i cristalli. Il salone ristorante è diventato un magazzino e la reception non vede nuovi ospiti da anni. Gli ultimi a dormire qui sono stati un centinaio di sfollati. Siamo stati colpiti 5 volte e oggi non siamo in grado di accettare prenotazioni. Non è dignitoso ospitare gente in queste condizioni, però speriamo di trovare i soldi per mettere tutto a posto. Riapriremo, questo è sicuro, ma quelli che stiamo passando sono giorni terribili, veramente terribili. Questo quartiere si chiama Azizia ed era bellissimo. Questa era la strada dei negozi, dove c'era sempre un sacco di gente. Noraz si entusiasma mentre ricorda il passato e spiega che ora, nonostante tutte le difficoltà, la gente sta tornando, ma fino a quando c'è stata la guerra qui non c'era più nessuno, perché la battaglia tra l'esercito siriano e i gruppi armati era arrivata a 200 metri da qui. Nashan Tahanis è un ingegnere civile che da anni è rimasto senza lavoro. Ora da volontario segue la ristrutturazione della chiesa greca. Ogni domenica c'erano attacchi contro le chiese, ma noi continuavamo a venire, a frequentare le messe, a pregare, finché una domenica di un anno fa sono caduti 23 missili in un giorno solo. E allora gli abitanti di questa zona sono scappati tutti. Oggi ad Aleppo il 60% delle chiese sono state distrutte o pesantemente danneggiate, ed essere cristiani vuol dire anche bombe che esplodono durante la messa e ostie insanguinate. Era una domenica, la messa più affollata, più frequentata, quella messa parrocchiale del dopo pomeriggio. Ho cominciato a distribuire la comunione a 7-8 persone mentre il coro cantava. A un certo momento abbiamo sentito qualcosa che abbia toccato da sopra la cupola. 10 secondi esatti e abbiamo visto tutta la chiesa tremare.
le colonne, il pavimento. Non sapevo cosa fare, avevo il Santissimo fra le mani, sono sceso, ma poi sono caduto e le ostie sacre si sono mescolate con il sangue. Ringraziamo il Signore che nessuno era morto. Ho fatto un cenno dalla mano alla gente e siamo usciti dalla porta laterale per il giardino, dove ho continuato a distribuire le ostie, la comunione e a ringraziare la Madonna prima di concludere la messa. Se il missile avesse forato la cupola, che dovrebbe essere la parte più debole di tutta la chiesa, avrebbe lasciato 70-80 cadaveri senza vita qua nella chiesa. Abbiamo sentito qualche volta che proprio c'erano messaggi molto chiari. Nei momenti più magari santi, sacri per noi, nelle feste, nelle settimane sante, la domenica, durante le messe, abbiamo sentito che proprio i missili sono stati mandati per lasciare un messaggio per terrorizzare la gente, ammazzare il numero più alto e dire agli altri basta, è finita, bisogna lasciare il paese. Nella chiesa di San Vardano il crocifisso lo hanno usato per il tiro a segno e adesso sta lì con le braccia spezzate contro un muro crivellato di colpi. Io abitavo lì vicino e quella era la mia parrocchia. Per anni lì ci sono stati gli armeni. Poi nel 2008 la chiesa era tornata ai gesuiti che l'avevano costruita negli anni 70. C'era la chiesa, una scuola e le aule per il catechismo e le altre attività. Ora tutto è stato devastato ed incendiato. L'esercito di Assad e i gruppi terroristi qui si sono combattuti per oltre un anno. La mia casa era nella zona controllata dall'esercito siriano. C'erano tutte famiglie cristiane. I terroristi erano lontani un centinaio di metri e ci sparavano le loro bombe tutti i giorni. Sono morte tantissime persone. Sono morti anche i miei genitori. E ora in quella zona noi non possiamo neanche tornare. Sul lato sinistro di Maidan Street, quello dove c'erano i terroristi. Mentre stiamo girando all'interno della chiesa, un uomo ci minaccia e ci ordina di andarcene. Quando gli chiediamo chi è, lui risponde che è un soldato curdo che appartiene alla milizia che controlla questa zona della città. Sono molti i quartieri di Aleppo nelle mani di bande armate che avevano combattuto al fianco dell'esercito regolare siriano per riconquistare la città e ora spadroneggiano, imponendo i propri affari e i propri traffici, flirtando spesso con i terroristi. Qui per esempio ci consigliano di non inoltrarci nel quartiere perché i colpi di arma da fuoco sono ancora frequenti e c'è il fondato sospetto che siano stati accolti e nascosti molti miliziani jihadisti che dagli scheletri anneriti di questi palazzi continuano a tenere sotto pressione l'esercito di Assad, sparando missili verso la parte ovest della città. Kevor, che è il marito di Janet, quando è scoppiata la guerra si è arruolato come volontario. Sono rimasto per 4 anni nell'esercito, come molti altri miei amici. Abbiamo combattuto per difendere la città e il nostro quartiere.
Adesso non abbiamo intenzione di lasciarlo nelle mani di queste persone che si fanno chiamare comitati popolari e invece sono solo dei mashrim, dei comuni criminali. La guerra in Siria è cominciata nel 2011, ma ad Aleppo è arrivata quasi un anno dopo. Da allora la città è rimasta divisa, la zona occidentale sotto il controllo delle truppe dell'esercito regolare, la zona orientale sotto il controllo di gruppi armati, per lo più gruppi jihadisti. Per 4 anni chi è rimasto ad Aleppo ha vissuto sotto alle bombe. Abdelhamid ha 104 anni e con passo sicuro ci guida tra le macerie di quella che era la sua casa nella zona est della città. Io ho vissuto il periodo della dominazione francese, le guerre per l'indipendenza, i colpi di Stato, ma non ho mai visto niente di simile a quello che questi terroristi hanno fatto qui. Dio li punirà. Una barrel bomb, i micidiali ordigni sparati dagli elicotteri dell'esercito di Bashar al-Assad, ha raso al suolo la casa di Ibrahim, uccidendo 2 sorelle e un fratello. È successo quasi 2 anni fa. Sono morte 2 delle mie sorelle e mio fratello. Il resto della mia famiglia è dovuto andare via. Io sono rimasto invece per cercare di dare una mano. Ibrahim, che è musulmano, fa il volontario alla Caritas. Assieme a Tony prepara i pacchi alimentari da distribuire alla popolazione. Il direttore di questo centro Caritas, George Kahal, spiega che è stata una scelta precisa della chiesa locale quella di stare in questa zona della città dove ci sono solo musulmani. Grazie all'aiuto di molte altre Caritas nazionali riusciamo a sostenere 1300 famiglie che non hanno nulla. Distribuiamo il cibo, l'acqua, piccoli generatori, cerchiamo di assicurare un minimo di assistenza medica. I gruppi jihadisti che controllavano questa zona hanno derubato, affamato, ucciso. E ancora oggi la situazione è difficile. I bambini hanno problemi di malnutrizione e molte donne, dopo essere state violentate e costrette a sposare i miliziani jihadisti, ora sono rimaste sole e vengono rifiutate anche dalle famiglie di origine. La zona est di Aleppo è rimasta per 4 anni sotto il controllo prima dei terroristi del cosiddetto Stato islamico e poi di quelli dell'organizzazione Jabhat al-Nusra, che in Siria vuol dire Al-Qaeda. Ancora oggi la raccomandazione, girando tra le macerie, è di fare attenzione perché molti terroristi non se ne sono andati. Qui vivono ancora le loro famiglie, come testimoniano i molti tentativi di vendetta che si stanno consumando in queste settimane. La tensione che si avverte in strada è altissima. Mustafa ha 58 anni, faceva l'impiegato e per colpa di un missile ha perso una gamba. Sono degli schifosi. Ora ci accusano, noi di Aleppo Est, di essere amici dei terroristi. Noi abbiamo fatto di tutto per mandarli via, ma siamo solo dei civili che non sono riusciti a difendere le proprie case.
Abbiamo passato 4 anni di orrore. La nostra casa è stata distrutta e abbiamo vissuto tra le macerie dei palazzi già bombardati perché speravamo che non li bombardassero di nuovo. Abbiamo sofferto la fame e il freddo. Molti di noi sono stati uccisi senza motivo per strada da quei terroristi che erano tutti stranieri. Ora vogliamo andare avanti, tornare ad essere degli aleppini e basta, non quelli di Aleppo Est, che per molti ormai è come dire terroristi. Maidan Street per oltre un anno ha segnato la linea del fronte nella battaglia di Aleppo. A destra i soldati fedeli al presidente padrone Bashar al-Assad, a sinistra i ribelli, gruppi di jihadisti vicini all'ISIS o ad Al-Qaeda. I combattimenti qui sono stati durissimi e chi oggi sta tornando questo è quello che trova. Quando la incontriamo, Iris è appena tornata da Tartus, città sulla costa, con il marito e i 2 figli. Questo è il mio quartiere, ma non lo riconosco più. Qui eravamo tutte famiglie cristiane. Moltissimi dei nostri vicini sono morti nei bombardamenti, gli altri se ne sono andati. So che qualcuno se n'è andato in altre città della Siria, qualcun altro in Libano o in Turchia. Alcune famiglie sono riuscite ad arrivare in Europa. In una casa poco distante Stepan lavora e si lamenta per il caldo, per la luce e l'acqua che non ci sono. Guardatevi attorno, guardate che distruzione. Ci vorrà un sacco di tempo per rimettere le cose a posto, ma spero che la vita torni ad essere quella di prima. Il governo ci ha invitato a tornare, promettendo che avrebbero ripristinato subito la rete elettrica e l'acquedotto, e invece ancora non c'è niente. Siamo fortunati, la nostra casa è solo danneggiata e con l'aiuto della Chiesa siamo riusciti a ristrutturarla e tornare. Anche quei 2 appartamenti lì, al secondo e al terzo piano, sono stati ricostruiti con i soldi della Chiesa. Novart è un avvocato, coordina il progetto della parrocchia di San Francesco, una delle 3 chiese della custodia di Terra Santa ad Aleppo. Grazie alle offerte provenienti soprattutto dall'Europa, i frati francescani hanno potuto aiutare finora oltre 500 famiglie. Questo è un momento fondamentale per il futuro della città. Ricostruire le case vuol dire infatti far tornare o far restare le persone. Per questo è importante dare un segnale positivo alla popolazione, in particolare ai cristiani. Anche a Masharqa la distruzione è totale e Mohamed Rokbi racconta che i gruppi armati usavano queste bombole del gas, le montavano su missili improvvisati e le sparavano contro l'esercito regolare che rispondeva a colpi di cannone. È stato terribile. Con mia moglie e i miei 8 figli vivevamo nelle macerie della nostra casa, non c'era cibo, se non quel poco che veniva distribuito dai miliziani jihadisti. E anche ora il problema del cibo è rimasto perché nei negozi è tornata la merce, ma con la guerra i prezzi sono saliti alle stelle. Per avere un'idea, quando è cominciata la guerra nel 2011, $1 valeva 50 lire siriane. Oggi, per lo stesso dollaro di lire siriane ne servono 530, oltre 10 volte di più. Ho perso tutto e lavoro come muratore quando capita, ma non riesco a guadagnare abbastanza per dare da mangiare alla mia famiglia. E questa per un uomo è l'umiliazione più grande. Una guerra che non volevamo ci ha portato via tutto, pure la dignità.
Il lavoro oggi è una delle emergenze di Aleppo, per questo la Chiesa locale sta concedendo centinaia di prestiti a fondo perduto per permettere ad altrettanti padri di famiglia di riavviare le proprie attività economiche. Abbiamo tanta gente, tanti giovani, bravi, che vogliono lavorare, non sono oziosi, che sanno con l'esperienza come fare, ma gli manca una spinta. E così abbiamo inventato questo progetto chiamato Piccoli Progetti Possibili, per dare possibilità a una persona o a una famiglia che vive dipendente completamente dagli aiuti economici che offriamo noi, a mettersi in piedi e diventare dipendente. Miriam ha potuto affittare questo piccolo negozio e comprare la merce da mettere in vendita. Fino a 6 anni fa lavorava come commessa in un negozio che poi con l'inizio della guerra ha chiuso, ma lei non è voluta andare via. È stato difficile, soprattutto per i miei figli, che sono molto piccoli. Ma sono contenta di essere rimasta perché questa è la mia città, la mia terra. E ora con questo negozio ho la possibilità di guardare al futuro con ottimismo. Padel invece con i soldi della Chiesa ha comprato un piccolo camion con il quale fa consegne e traslochi. C'è molto lavoro e questo significa che qualcosa si sta rimettendo in moto, anche se la situazione è ancora difficile perché la sicurezza, soprattutto in alcuni quartieri, non è garantita e perché mancano ancora acqua e luce. Questo soprattutto per i ristoranti, per i bar è un grosso problema. Però vedo tanta gente che sta tornando dal Libano, dalla Turchia, questa è la cosa più importante. Sentiamo che la responsabilità si aumenta sempre di più, non solo dal punto di vista magari economico e tutto quanto, ma anche dal punto di vista psicologico, di assistenza alla gente, parlando dei bambini, parlando di famiglie, sotto traumi sempre. Adesso cominciano a vedersi le ferite più profonde nei cuori e anche nel corpo della gente. Aleppo è una città che deve ricostruire le sue case, le scuole, gli ospedali, deve rimettere in piedi la sua economia, ma deve anche fare i conti con le ferite che non si vedono, quelle che la guerra porta con sé. La guerra ha distrutto la mia casa e la mia famiglia. Alcuni cugini infatti sono andati a combattere con i ribelli e prima hanno provato a convincere anche me ad arruolarmi con loro. Poi mi hanno minacciato, hanno detto che mi avrebbero cacciato e che si sarebbero presi la mia casa. Ora non so dove sono, non so che fine abbiano fatto, non voglio sapere più niente di loro. Quando è iniziata la guerra frequentavo il primo anno del liceo. I miei migliori amici erano 3 ragazzi musulmani. Poi quando andare a scuola è diventato troppo pericoloso per i bombardamenti continui, ci siamo persi di vista. Ho saputo però che 2 di loro si sono arruolati con i gruppi ribelli, gruppi fondamentalisti. Le strade disastrate, i palazzi sventrati, le esplosioni e le bombe per questi bambini sono la normalità. Sono nati con la guerra e la pace non l'hanno mai conosciuta. Sor Brigida racconta che l'idea del campo estivo nacque 3 anni fa, quando le bombe cadevano ininterrottamente e neanche questo convento era una zona sicura. La prima settimana vennero 50 ragazzi, poi pian piano aumentarono e alla fine erano 250. L'anno scorso erano più di 350, quest'anno sono 856 e abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni perché non avevamo più spazio. George dice che oggi stanno studiando San Francesco e che a lui è simpatico perché da giovane faceva un sacco di feste con gli amici e poi ha imparato ad amare gli animali e anche Dio. Rita viene qui perché può giocare con gli amici, Cristina invece perché può imparare cose nuove, mentre a Rafi quello che piace di più è la ricreazione. Forza. Noi abbiamo visto che la cosa migliore di fare
l'atto di misericordia più bello, più significativo è quello di portare i bambini per farli fare le attività, creare un po' un'oasi di pace dentro questa città di morte e di guerra, in modo che almeno possono incontrarsi fra di loro, giocare, dimenticare un po' l'incubo in cui tutti viviamo. E per noi questo oasi di pace, questo oratorio estivo anche quest'anno, è un posto dove, un luogo dove il bambino viene guarito. Hanno tante ferite, si vede questo con la violenza verbale e con i gesti, e con il loro, anche le storie, i giochi che fanno sono pieni di violenza. E allora che hanno bisogno di un punto di riferimento dove possono sentirsi al sicuro, incontrarsi fra di loro, scoprire i talenti loro e far crescere questi talenti dal punto di vista umano ma anche dal punto di vista spirituale.